Gli istituti Foderà, Brunelleschi e Politi incontrano il fondatore di Libera Don Ciotti. A dura prova gli imprenditori cinesi. Ad Agrigento chiude un ristorante. A Palermo gli esponenti di Italia Viva a cena con i cinesi per solidarietà. Esce fumo da una macchina con all'interno un uomo che sembrava svenuto o morto. Era un noto agrigentino che si era addormentato. Stop all'erosione, verranno analizzate le sabbie da estrarre dal porto di Siculiana, poi il dragaggio e il ripascimento di Eraclea. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Gli istituti Foderà, Brunelleschi di Agrigento incontrano il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, presente il prefetto Dario Caputo e alcune classi del Politi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Don Luigi, avete scelto Palermo il 21 marzo per questa manifestazione per ricordare le vittime innocenti delle stragi di mafia. Sì, la memoria viva, ma soprattutto lo dobbiamo alla Sicilia, lo dobbiamo ai palermitani, lo dobbiamo perché qui abbiamo imparato tante cose. Io ogni volta imparo, io ogni volta imparo, guardo i volti dei ragazzi, degli adulti, degli insegnanti, di quanti operano nei territori e ti arricchiscono. A volte sono espressioni mute ma che ti aiutano a comprendere le fragilità ma anche le positività. Quest'anno è Palermo, perché da lì è partita questa nostra storia, di mettere insieme le forze di onesti per diventare una forza etica, culturale, sociale, politica nel senso del servizio per il bene comune. Quest'anno è nazionale, tutti i familiari a Palermo, ma anche si stanno preparando navi, scuole che si stanno organizzando per partecipare, adulti, movimenti, arriveranno dall'America Latina, dall'Europa, perché ormai c'è questa rete che si è costruita dal basso. Ecco, e allora grazie, aiutateci a far conoscere, a stimolare le persone, che diventa anche importante, ancora una volta, più che mai, perché le mafie sono tornate forti. E allora, certo, hanno cambiato metodologie. Allora, siccome si spara di meno, non c'è quella percezione. E invece sono parassiti, ci stanno mangiando da dentro. Un'interessante iniziativa. Oggi qui al Foderà incontrano Libera e Don Luigi Ciotti. Don Luigi Ciotti è un testimone autorevole, autentico e credibile, e abbiamo voluto farlo incontrare con i ragazzi sia per dare un senso anche alle loro riflessioni sugli aspetti legati alla lotta alla mafia, sugli aspetti legati alla corruzione e alla violenza in genere, ma soprattutto per motivarli a partecipare alla 25esima giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti di mafia, che si celebrerà a Palermo il 21 marzo. Come scuola ci siamo impegnati a fare in modo che questi ragazzi, anche attraverso questa partecipazione, possano acquisire una maggiore consapevolezza, una consapevolezza più qualificata sul fatto che non solo bisogna coltivare la memoria, ma bisogna anche utilizzare la conoscenza, come diceva Don Ciotti, proprio per costruire il cambiamento. È in coma farmacologico la ragazza di Canicattì ferita nell'incidente stradale avvenuto sabato notte a Ravanuso, in cui ha perso la vita l'ex consigliere comunale Lorenzo Miceli di 29 anni. Il conducente dell'Alfa 147 ha una rottura del femore. Non gli è stato ancora detto che il suo amico Lorenzo è morto nell'incidente. Il terzo ferito invece ha riportato alcune scoriazioni, ma nulla di grave. C'è il servizio. Sono stazionarie ma alquanto gravi le condizioni della commessa di 28 anni di Canicattì, ricoverata in coma farmacologico all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La ragazza, che è rimasta coinvolta nell'incidente autonomo che si è verificato alla periferia di Ravanusa domenica all'alba e nel quale ha perso la vita l'ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Lorenzo Miceli di 29 anni, lotta per la vita all'ospedale nisseno.
I medici sono ottimisti, ma ancora non hanno sciolto la prognosi sulla vita che rimane riservata. La ragazza, figlia di un artigiano molto conosciuto a Canicattì, è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico proprio la stessa mattina dell'incidente. Era stata in un primo momento trasportata al Barone Lombardo di Canicattì, ma viste le sue condizioni critiche è stata immediatamente trasferita al Sant'Elia, che è più attrezzato rispetto al nosocomio canicattinese ed è dotato del reparto di rianimazione. A Caltanissetta, la giovane commessa di un negozio di abbigliamento del centro città ha subito un intervento per la rimozione di un ematoma cranico. L'operazione, durata circa 4 ore, è perfettamente riuscita e i medici sono ottimisti. Secondo indiscrezioni sembra che la ragazza abbia anche un polmone perforato. I medici eseguono un monitoraggio costante sulla paziente che ha un po' di febbre. La giovane canicattinese era in compagnia di 3 ragazzi di Ravanusa e viaggiava con loro sull'Alfa 147, condotta da un trentenne che dopo la rotatoria nei pressi di Fora Paisi, incontrata a Fiumarella, avrebbe perso il controllo del mezzo e dopo aver urtato sul marciapiedi avrebbe finito la sua folle corsa contro un pilastro del cancello di un'abitazione privata in prossimità della via Gramsci. Nell'incidente è morto sul colpo Lorenzo Miceli, infermiere di una casa di riposo per anziani. Era seduto accanto al conducente e non dietro, come indicato nella prima ricostruzione del fatto, e per lui l'impatto è stato fatale. Dietro di lui, sullo stesso lato, era seduta la ragazza di Canicattì, la più grave tra i feriti. Il conducente se l'è cavata con la rottura del femore ed è ricoverato attualmente all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Non gli è stato ancora detto che il suo amico Lorenzo è morto nell'incidente. Il terzo ferito invece ha riportato alcune escoriazioni, ma nulla di grave. Già sono stati celebrati i funerali di Lorenzo Miceli, figlio del segretario provinciale della UIL pensionati Giovanni. Una famiglia distrutta dal dolore che dopo il lutto cittadino proclamato dal sindaco Carmelo D'Angelo ieri mattina ha proceduto alla tumulazione della salma nella cappella di famiglia. Intanto la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta sull'incidente mortale e si sta valutando la posizione del conducente, che potrebbe essere accusato di omicidio colposo. Esce fumo da una macchina, forse sta prendendo fuoco e all'interno c'è un uomo che sembra svenuto o morto. Sono bastate queste parole raccolte dall'operatore del numero unico d'emergenza, il 112, per far mettere in moto la macchina dei soccorsi. Ambulanza del 118, vigili del fuoco e polizia sono accorsi nella zona della cattedrale di San Gerlando di Agrigento. Di fatto si era inizialmente temuto il peggio, poi quello che è stato scoperto ha determinato sorrisi e ilarità anche fra gli stessi soccorritori. All'interno dell'autovettura da cui fuoriusciva fumo non c'era nessun morto né persone prive di coscienza. C'era un uomo che semplicemente si era abbioccato all'interno dell'abitacolo con il motore della macchina ancora acceso. Il freno a mano era inserito, ma il piede pare che a un certo punto abbia schiacciato sull'acceleratore. Ma all'interno c'era semplicemente un uomo molto conosciuto e amato in città che dormiva. Il rocambolesco episodio ha avuto come protagonista suo malgrado Alfonso Restivo alias Fofò Purtuso. L'agrigentino sta bene, anzi più che bene. Aveva creato un istituto di formazione per disabili e disadattati sociali con la promessa solenne di inserirli nel mondo del lavoro. In realtà un bel po' di finanziamenti sarebbero finiti nel suo conto corrente e in quello del suo stretto collaboratore. A essere indagato per peculato il leghista Tony Rizzotto e il suo consulente Alessandro Giammona. I dettagli nel servizio. Sequestro preventivo per importi di circa 500.000 euro è stato eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo a carico di 2 soggetti di 68 e 46 anni indagati per aver sottratto somme di denaro dalle casse dell'Istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali, ente destinatario di fondi pubblici erogati dalla Regione Siciliana. L'indagine è scaturita da specifiche denunce già nel 2017, nelle quali venivano segnalate irregolarità nella gestione delle somme che dovevano essere impiegate per le finalità istituzionali dell'ente, ovvero l'organizzazione di corsi di formazione a favore di categorie tutelate per l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare l'istituto aveva ricevuto finanziamenti pubblici dal Dipartimento regionale dell'istruzione della Regione Sicilia, nonché beneficiato di fondi per un ammontare pari ad oltre 1.500.000 euro. Diverse sarebbero le anomalie riscontrate nel comportamento dei 2 soggetti, oggi finiti sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle, che grazie alle credenziali di accesso ai conti correnti dell'istituto di formazione riuscirono ad autoliquidarsi somme per un totale di 456.993 euro negli anni tra il 2013 e il 2017.
tenendo conto delle illecite condotte dei due e riconoscendo la gravità indiziaria in relazione al reato di peculato in concorso in danno della regione siciliana, il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha emesso, come detto, nei confronti degli indagati un provvedimento di sequestro per l'importo complessivo di circa 500.000 euro. Un nuovo significativo passo in avanti verso il recupero della spiaggia di Eraclea Minoa nell'Agrigentino, l'ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha affidato le analisi sulla sabbia da estrarre dal porto di Siculiana Marina, che dovrà essere utilizzata per ripristinare il litorale. Lo rende noto la presidenza della regione siciliana, sottolineando in una nota che si tratta di un passaggio indispensabile per dare il via libera ai lavori di dragaggio e quindi al ripascimento della spiaggia, che è stato calcolato arretra ogni anno di circa 13 cm. La caratterizzazione dei sedimenti marinari, che dovrà ricevere il benestare dalla Commissione Via Vas, dall'assessorato al territorio e ambiente, non sembra comunque un ostacolo. In passato, per ben 2 volte, nel 2008 e nel 2017, le analisi hanno sancito l'assenza di tossicità e la compatibilità con le caratteristiche fisiche della sabbia del litorale di Eraclea Minoa. Intimoriva e minacciava l'ex compagna con le sue conoscenze mafiose. Con questa accusa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di Tortorici già noto alle forze dell'ordine. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai poliziotti del Commissario di Pubblica Sicurezza di Capodorlando. Il provvedimento cautelare, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta della locale procura della Repubblica capeggiata dal dottor Angelo Cavallo, è stato adottato per i reati di estorsione e stalking pluriaggravati ai danni della ex. L'attività di indagine, diretta dal sostituto procuratore Andrea Apollonio, ha consentito di ricostruire l'intera vicenda, consistita in una lunga serie di minacce seguite puntualmente da danneggiamenti, pedinamenti, aggressioni verbali e talvolta fisiche ai danni della vittima. Si sono inoltre registrati, emerge dalle indagini, singolari e inquietanti episodi di monitoraggio dell'autovettura in uso alla donna con strumenti tecnologici. L'uomo non si era arreso di fronte alla fine di una storia e ai fini intimidatori e ritorsivi utilizzava, secondo l'accusa, le proprie conoscenze nell'ambito della criminalità organizzata e mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, tanto da far percepire alla donna di essere in serio e costante pericolo di vita. Tali azioni delittuose venivano poste in essere ogni giorno, ciò in quanto la vittima avrebbe intrapreso una nuova frequentazione con un altro uomo. La situazione ha generato nell'arrestato un accanimento che è sfociato in episodi di violenza fisica e psicologica seguiti da atti intimidatori di natura estorsiva. La donna in particolare, emerge sempre dalle indagini, veniva costretta a non recarsi più sul posto di lavoro nel barcellonese. L'uomo faceva infatti espresso riferimento a persone che contano nell'ambito criminale, capaci di avere il controllo del territorio locale. Le indagini hanno poi accertato la stretta vicinanza dell'arrestato a noti boss mafiosi. L'arrestato, al fine di rendere maggiormente incisiva la sua azione delittuosa, secondo l'accusa, ha minacciato di morte la vittima facendogli recapitare un cordino annodato a mo' di cappio, esasperandola a tal punto da superare le paure e denunciare l'uomo, facendo partire così le indagini. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Adesso l'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al coordinatore provinciale del movimento Diventerà Bellissima, Gioacchino Alfano. Sentiamo. Diventerà Bellissima la settimana scorsa ha riunito i suoi vertici eleggendo i suoi rappresentanti e lei è stato confermato responsabile coordinatore della provincia di Agrigento di Diventerà Bellissima. Sì, ci stiamo cercando di radicare sempre di più all'interno del territorio di Agrigento, stiamo nominando i coordinatori cittadini in vari comuni e la volontà è quella di dare la possibilità a chi si vuole spendere e fare politica con la P maiuscola di avere la possibilità di poter dire la propria. Ecco, quale sarà l'indirizzo che avete in prossimità delle tante problematiche agrigentine, tra cui anche la scelta del candidato a sindaco? Le idee sono semplici, proporre una proposta di progetto politico condiviso dalla cittadinanza è condivisibile, bisogna essere onesti con i cittadini, di dire realmente ciò che si può fare.
ciò che si vuole fare senza creare alcun libro delle favole. Noi abbiamo sempre lavorato in questo modo, cercando di proporre e di dire la nostra lì dove la città ha più di bisogno. In relazione alle elezioni politiche, l'idea comune, come già sostenuto, l'idea della quale si è fatta portatrice l'onorevole Savarino, è quella di cercare una coesione di tutto il centrodestra in vista di queste prossime elezioni comunali. Quindi la volontà di tutti gli esponenti politici della provincia che fanno riferimento a capo al centrodestra è quello di andare compatti alle elezioni. Ecco, si è fatta il nome di Zambuto? Divisa da tutti i soggetti, quindi abbandonando paternità in relazione a eventuali spinte in avanti. È logico che si discuterà, come già si è fatto la settimana scorsa, cercando di dire la propria nel rispetto delle idee altrui, anche laddove non dovessero essere condivisibili, e di cercare di fare fronte comune in relazione a queste prossime elezioni. Ecco, però un lancio è stato fatto da parte anche dell'onorevole Savarino di una unità del centrodestra. Diciamo che l'onorevole Savarino si è fatta portatrice di questo interesse comune, che è quello di un centrodestra unito, un appello al quale tutti hanno risposto favorevolmente. Uniti si può fare tanto e si può essere decisivi in relazione a queste elezioni. All'interno di questa operazione l'onorevole Savarino e il gruppo diventerà Bellissia, che fa capo al presidente Musumeci, avrà un ruolo di coesione, quindi si farà portatrice di questa idea. La psicosi del coronavirus sta mettendo a dura prova anche gli imprenditori cinesi di Agrigento, negozi deserti e ristoranti totalmente vuoti. Alcuni di loro sono stati costretti a pubblicare le fatture degli alimenti acquistati, una tracciabilità che dimostrerebbe la provenienza dei prodotti. Compriamo tutto ad Agrigento, ecco le fatture. Questo è il posto che uno dei più frequentati ristoranti cinesi è stato costretto a pubblicare. Tutto questo però non è bastato, perché lo stesso ristorante è stato costretto a chiudere i battenti. Da oggi fino a data da destinarsi saremo in ferie. Recita proprio così il post pubblicato dai titolari del ristorante. Lo stesso locale fino a qualche settimana fa registrava il sold out ogni sera. E gli esponenti di Italia Viva cena con la comunità cinese palermitana per sconfiggere la psicosi generata proprio dal coronavirus, che a Palermo ha provocato crisi e perdita di diversi posti di lavoro. C'è il servizio. A fare le spese della psicosi coronavirus in Italia sono per primi i ristoranti cinesi. Da quando si parla del nuovo virus hanno fatto registrare un crollo delle prenotazioni nella sola città di Palermo in 15 giorni. Secondo quanto si apprende dal direttore della comunità cinese d'Oltremare, c'è stato un calo d'affari del 30%. Nella città ci sono circa 30 ristoranti cinesi che, a causa della paura innescata dal virus a seguito della perdita di incassi, hanno già dovuto licenziare una cinquantina di dipendenti. In segno di solidarietà e contro gli inutili allarmismi, il capogruppo di Italia Viva in Consiglio Comunale a Palermo, Sandro Terrani, ha organizzato una cena in un ristorante cinese. Italia Viva si dichiara vicina alla comunità cinese e con questa iniziativa lo ha voluto dimostrare non solo con le parole. La cena è stata organizzata al ristorante Takumi di via Malaspina per combattere ogni forma di allarmismo e mostrare solidarietà nei confronti degli imprenditori cinesi che vivono in città. Questi sono momenti, ha sottolineato Terrani, in cui la politica deve trovare unità e non fare sciacallaggio innescando la psicosi. Alla cena hanno preso parte vari rappresentanti del partito di Renzi, tra questi il senatore Davide Faraone, capogruppo al Senato di Italia Viva. Siamo vicini, ha detto Faraone, alla comunità cinese che in questi giorni sta affrontando una dura crisi commerciale. Bisogna evitare la paura ingiustificata e qualsiasi forma di psicosi. C'è la scienza in campo, la ricerca italiana che ha isolato il coronavirus, ci sono le istituzioni sanitarie che stanno lavorando con grande impegno e professionalità, c'è una situazione sotto controllo e poi ci sono gli sciacalli, le fake news, la propaganda che ha trovato, dopo l'immigrazione, un'altra emergenza da cavalcare, seminando sui social paura, psicosi e scatenando episodi di intolleranza. Propagare allarme sociale, continua il senatore Faraone, è il virus che dobbiamo annientare contemporaneamente al coronavirus. Per questo, ieri sera siamo andati al ristorante Takumi di via Malaspina a Palermo per esprimere vicinanza alla comunità cinese e per dimostrare che occorre avere gli anticorpi anche per battere gli sciacalli. Per la comunità cinese era presente il presidente e il direttore della comunità cinese d'Oltremare, presenti anche 8 consiglieri comunali di Italia Viva, il coordinatore provinciale Dario Chinnici e il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli.
riqualificazione urbana a Canicattì, il Comune verso una convenzione con l'Ordine degli Architetti. Ci sono le interviste. È con piacere che ritorno nella mia città nativa a parlare con un sindaco, con un amico col quale abbiamo affrontato in maniera elegante tanti temi che riguardano la città di Canicattì, partendo proprio dal suo centro storico, partendo proprio da come vogliamo la città futura, da come vogliamo integrare le attività all'interno del centro storico, facendolo entrare in un progetto molto più ampio, che è quello di non solo di rigenerarlo ma di rivitalizzarlo anche sotto il profilo sociale. E su questo devo dire con molta franchezza ho trovato un'amministrazione attenta, un sindaco sempre propositivo non solo nelle sue iniziative ma ad accogliere anche le nostre iniziative, tra cui quel protocollo d'intesa che ci consente oggi di fare un monitoraggio di tutte le case del centro storico. Abbiamo affrontato anche temi che riguardano la nostra libera professione, partendo proprio dalle tematiche dell'ufficio tecnico, passando dal piano regolatore generale, e su quale siamo certi che da qui a breve tempo, anche con l'ausilio dell'architetto D'Alicata, che è il segretario dell'Ordine degli Architetti proprio di Canicattì, affronteremo un cronoprogramma di iniziative che ci porterà da una parte a monitorare tutte le attività dell'ufficio tecnico, dall'altra parte è quello di voler realizzare una tavola rotonda parlando proprio della città di Canicattì e del suo centro storico. L'incontro di stamattina con il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento è sempre un incontro confronto molto proficuo. Abbiamo affrontato temi importanti per la nostra città che vanno dalla rivitalizzazione del centro storico, partendo dal regolamento sulle case in euro, ma chiaramente bisogna accompagnare questo processo di rivitalizzazione attraverso altri importanti strumenti, altri importanti interventi. Quindi prossimamente si provvederà alla stipula di una convenzione che possa mettere in concreto quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione e anche naturalmente le intenzioni dell'organo rappresentativo degli architetti della provincia di Agrigento, quindi un censimento di tutte le case presenti nel nostro centro storico. È chiaro che si sono affrontati altri temi caldi, tra i quali innanzitutto l'organizzazione dell'ufficio tecnico del settore edilizia privata, sul quale settore abbiamo messo mano e stiamo cercando di rendere molto più agevole l'attività dei professionisti in primis, ma anche di risposte concrete e immediate nei confronti dei nostri cittadini. Affrontati tanti temi, speriamo di poter risolvere buona parte di essi, anche perché l'intesa e la collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per dare risposte concrete alla città. L'ex provincia di Agrigento cerca il partner che si occuperà della bonifica delle discariche abusive di rifiuti. È stato infatti pubblicato sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara per il servizio di bonifica dei rifiuti abbandonati nel territorio provinciale. La gara sarà gestita integralmente sulla piattaforma telematica dell'ente, pertanto saranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il portale Appalti. L'importo complessivo dell'appalto è di 330.000 euro più IVA, compresi gli oneri per la sicurezza che ammontano a 9.900 euro non soggetti a ribasso. Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 21 febbraio. La prima seduta per l'apertura delle offerte telematiche avrà luogo invece nella sala gare del gruppo contratti del Libero Consorzio, che si trova in via Acrone, alle 9 del 24 febbraio. La durata dell'appalto è di 24 mesi. Rispetto agli anni precedenti, il Libero Consorzio ha incrementato le risorse per questo importante servizio, che consente periodicamente di rimuovere e smaltire grandi quantitativi di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, dal territorio provinciale e sulle strade di competenza del Libero Consorzio provinciali, ex consortili ed ex regionali. Si tratta di un'attività di risanamento ambientale assegnata per legge ai liberi consorzi comunali, cioè le ex province regionali. Il bando di gara e i relativi allegati tecnici possono essere scaricati dal sito dell'ex provincia, la sezione gare e appalti, esatta denominazione affidamento del servizio mediante accordo quadro biennale con un solo operatore economico per interventi di bonifica dai rifiuti abbandonati in tutto il territorio provinciale o lungo le strade provinciali, mediante raccolta e conferimento in discarica e presso ditte autorizzate al ricovero dei rifiuti anni 2020-2021.
Nei giorni scorsi la Polizia Provinciale, per contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti in prossimità dei siti maggiormente a rischio nelle aree e nelle strade provinciali, ha installato una telecamera mobile e 2 cartelli informativi sulla strada provinciale 80 Agrigento-Baiata-Favara. Le immagini sono registrate e trasmesse in tempo reale all'autorità di polizia e hanno permesso di identificare e multare 2 persone intente ad abbandonare i rifiuti sulla strada. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. A Palermo, in presenza del Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, Legambiente ha presentato Pendolaria 2019, il suo rapporto annuale sul trasporto ferroviario in Italia, ovviamente con riferimento specifico alla Sicilia. Emerge ancora il divario fra nord e sud, ma i passeggeri sono in crescita. Sentiamo. E arriverà più che una parte in Sicilia, nel senso che la Sicilia è tra le regioni prioritarie di investimento per i fondi europei. Noi dobbiamo migliorare soprattutto la capacità poi di spenderle queste risorse. In particolare nel nuovo ciclo di programmazione le stiamo concentrando su 2 questioni decisive: l'industria e il lavoro attraverso l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Anche di questo parleremo oggi qui al rapporto Pendolaria di Legambiente, che è decisivo, che affronta una delle questioni prioritarie della Sicilia, che sono le nostre infrastrutture, il nostro livello infrastrutturale. Spesso ci concentriamo sulla gravità della condizione della nostra rete viaria, dimenticandoci che invece il vero investimento di cui abbiamo bisogno in Sicilia è l'investimento in ferrovie. Su questo, nei contratti di programma già sottoscritti con Rete Ferroviaria Italiana, ci sono investimenti importanti. Ancora una volta il tema principale poi è sbloccarli. Su questo come sapete è competente il Ministero delle Infrastrutture, su cui si sta lavorando anche in un rapporto da questo punto di vista, devo dire, positivo con la Regione. Il mio compito, il mio dovere poi è anche sorvegliare e controllare questi avanzamenti dei lavori, perché molto spesso si realizzano appunto con risorse che sono in capo al mio Ministero e che per troppi anni ci hanno abituati a ritardi scandalosi. Ma c'è molto da fare, ma molto è stato anche fatto. Mi riferisco ai risultati che oggi presenteremo come Regione Siciliana all'attenzione di Pendolaria, nel rapporto Pendolaria. Uno per tutti, ad esempio, il tasso di frequentazione maggiore rispetto al resto d'Italia. Noi nel 2019 siamo cresciuti del 13% quasi e stiamo continuando a crescere anche nel 2020. Il primo mese di gennaio, appunto il 2020, dimostra un trend assolutamente lusinghiero. C'è ancora da fare tanto, soprattutto sulle infrastrutture, stiamo lavorando perché dobbiamo completare l'anello ferroviario di Palermo, dobbiamo completare il nodo passante che comunque è già in funzione di Palermo, dobbiamo continuare perché dobbiamo andare velocemente al raddoppio sulla Catania-Palermo e quindi all'avvio dei lavori sul raddoppio della Giambinieri Fiumefreddo, ovvero della Messina-Catania. Questo assieme alla riapertura della Catania-Caltagirone-Gela e assieme all'apertura della via Milo, cioè la Alcamo-Trapani, saranno le infrastrutture e i principali obiettivi che il governo Musumeci raggiungerà nei prossimi 3 anni. La società SEAP Dallicardillo Aragona si candida ufficialmente ad ospitare ad Agrigento la Final Four di Coppa Italia di Serie B1 2019-2020. Il presidente Nino Di Giacomo ha riunito tutti i suoi più stretti collaboratori per iniziare un intenso e impegnativo lavoro di predisposizione di un'idonea e appetibile proposta da presentare alla Federazione Italiana Pallavolo per l'organizzazione del prestigioso evento sportivo nella settimana di Pasqua. La SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona, assicura il presidente Di Giacomo, farà di tutto per portare la Final Four nel territorio agrigentino. Presenteremo una proposta completa e dettagliata per giocare in casa il prestigioso trofeo tricolore. Si tratta di un evento che avrebbe risonanza nazionale e che ci permetterebbe di promuovere la Sicilia e le bellezze di Agrigento ad ampio raggio. La vittoria col Geraci e il contestuale pareggio dell'Agragas sul campo della San Cataldese hanno aumentato il ritardo delle inseguitrici sul Canicattì. I biancorossi, allenati da Pippetto Romano, consolidano il secondo posto alle spalle del Dattilo, che ha sempre 6 punti in più, ma allungano infatti sul team del presidente Giovanni Castronovo, portando a 2 il distacco con la terza. E già si respira aria di derby, perché domenica prossima all'Esseneto, per la 21esima giornata del campionato di eccellenza, si giocherà la sfida delle sfide
decide Agragas Canicattì, crocevia per entrambe le formazioni. Ma prima di archiviare la vittoria col Genaci va analizzato il modo in cui è maturata. Il Canicattì ha giocato una partita molto difficile contro un buon avversario, quel Genaci ben schierato in campo dall'allenatore Claudio Grimaudo, che prima dell'incontro ha ritrovato e abbracciato Romano ricordando i suoi trascorsi a Licata. Abbiamo incontrato secondo me una buona squadra, ha detto l'allenatore Romano, forse la migliore sotto l'aspetto organizzativo, con buone ripartenze. Noi abbiamo faticato nel primo tempo, non siamo stati lucidi come di solito siamo, abbiamo fatto fatica. Nella ripresa, aggiunge il tecnico Pippo Romano, dopo il pareggio abbiamo raddrizzato la partita. Il risultato è stato sbloccato in maniera subitanea, nemmeno il tempo di calciare il primo pallone, il Canicattì era già in vantaggio con Angelo Caronia, furbescamente innescato da un errore difensivo dell'avversario. Nel secondo tempo il pareggio su calcio piazzato e la rimonta dopo nemmeno 60 secondi per poi dilagare fino al 4-1 finale. Reti di Cascio, Matera e la doppietta di Caronia, che assomiglia sempre di più al suo mister. Agli addetti ai lavori, Angelo Caronia sembra il clone di quel Pippetto Romano che sui campi di calcio faceva impazzire l'avversario. Ma una nota di merito va anche per Giuseppe Tedesco, uno dei pochi locali presenti in squadra. Tedesco corre sulle fasce, lotta e crossa e i suoi assist sono stati decisivi tante volte per permettere ad uno dei suoi compagni di ribadire a rete. Tedesco, un difensore che potrebbe benissimo giocare in altre categorie, anche in Serie D. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.